Mazzalovo, buonasera da Udino Baggio per Roblox. Una grande partita ci attende con la Marca alla ricerca della terza vittoria consecutiva in casa. Giallo-neri di Mister Frizziero in gran forma, reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Oggi è Marca Futsal Union Diavoli. Erragi resta basso, Fraccaro, Marchiori lasciato solo, ha spazio per coordinarsi. Arriva il primo tiro del Righi. Letteralmente si muove Scotton, poi Righi con una finta ne evita due, passa al centro, va Righi. Presa Pavanetto, contro il movimento di Latorre, lo osserva Pavanetto ma continua la sua falcata solitaria, palla dentro, ci mette il giro, aspetta Mattiazzi, Torresan vede l'inserimento di Ismail Erragi, ne evita due, serpentina col sinistro, chiude lo specchio, Marchiori, Erragi sbaglia il controllo e quindi Scotton può andare da solo, Scotton apre il destro, ci mette il piede, Bresolin, poi con il fisico questo pallone Andrea Bottega, Sacca gliela porta via, poi sbaglia e quindi Erragi favorito, salta il portiere, Erragi esterno, pressione alta, Bottega, Righi allarga a sinistra, il rimpallo, Torresan di controbalzo, Zandona apre a destra ma sbaglia e Munesif intercetta, quindi 2 contro 1 Union Diavoli, la torre di fronte a Bresolin, lo salta la torre, perfetta esecuzione del contropiede a 2 minuti dal termine del primo tempo, in vantaggio l'Union Diavoli con Marco La Torre che è freddo davanti a Bresolin, lo salta e la butta dentro, Erragi lo attende La Torre, prova il 10 in dribbling, il blocco di Ismail Erragi per Umana con il destro insidiosissimo, il palo esterno, Nesif pressato da Erragi di tacco, serve Pavanetto che può andare sulla destra, Pavanetto dentro il tocco, Beltrame ancora Pavanetto a porta sguarnita, 8 secondi dal... con La Torre lascia rimbalzare questo pallone, quindi in presa Luigi Spagnuolo che poi vede l'inserimento di Scotton, l'aggancio perfetto, Scotton di fronte a Bresolin, esce di pochissimo, mette giù Umana, vuole in mezzo anche Marchiori, fuori invece da Bottega, la rasoiata insidiosa, 13:41 al termine, ancora 0-1 il parziale fin qui, Union Diavoli in vantaggio grazie al gol di La Torre, Erragi una finta, doppia deviazione con riflesso Spagnuolo, Erragi la mette giù, Umana, ancora Erragi al limite dell'area, Fornasier, tutto di prima, funziona egregiamente lo schema della Marca Futsal, si torna in parità, esulta il Palamazzalovo per il gol di Fornasier. È fuori la difesa bianco-azzurra ma arriva Scotton interno, bello questo numero a liberare Sacca dentro, il tap-in di Pavanetto, Zandonà a 2 su di lui, ci prova Beltrame, insiste Erragi, il possesso rimane per la squadra di casa, ancora Zandonà che apre il destro, qualche metro alla... Erragi vicino all'altro Erragi, numero 10, ma mantiene il possesso il 9 Ismail Erragi che ci prova da solo, insidiosissimo il suo mancino. Torresan scivola e quindi Sacca gliela può portare via, 3 contro 2, c'è Simonetti e La Torre in mezzo, arriva il numero 9 con il sinistro, il controllo, palo esterno, Righi e La Torre si scambiano, si invertono di posizione, la palla a cercare Righi al volo che si coordina, Tedesco ad evitare il gol, Fraccaro di fronte a Munesif, mantiene incollato il pallone al piede, Fraccaro d'esterno a cercare Torresan, palla che passa sotto, Bottega, Fraccaro il controllo, prova ad andare dentro, Munesif deviazione, Fraccaro di tacco da Bottega e poi non ci arriva, La Torre salta anche l'ultimo uomo, La Torre, c'è anche Righi dentro, La Torre apre il piattone di sinistro, esulta la formazione di mister Michele Frizziero perché a 5 minuti dal termine con la doppietta di Marco La Torre va 2-1, è in vantaggio l'Union Diavoli al Palamazzalovo, Zandonà passa alle spalle Erragi ma Zandonà va da Ismail Erragi, ancora Zandonà, Spagnuolo e questa è una parata da card, Zandonà, Nureddin Erragi, Bottega dentro di prima, il tuffo con il piede spaccato, Erragi, Zandonà il controllo, ancora Bottega dalla sinistra, Torresan in mezzo in 2 tempi, Zandonà finta di andare a destra ma invece a sinistra da Erragi, ancora palla al 14, al centro Torresan, controllo e conclusione vicini, 3 secondi al termine, Scotton protegge questo pallone ma non c'è più tempo per la Marca di agguantare il pari, una partita equilibratissima al vantaggio nel primo tempo di La Torre, pareggia con Fornasier la Marca e poi sempre La Torre a consegnare 3 punti importanti ai suoi, 2-1 risultato finale.